Siamo con Stefano Esposito e siamo al campo d'allenamento che vedete alle nostre spalle. Sta per iniziare l'allenamento. Dopo un 1-1 con il Caorle, Stefano, avete pareggiato. Sì, abbiamo pareggiato, ci prendiamo il punto che muove la classifica e comunque permette di mantenere il morale alto dopo 4 buone prestazioni condite da 3 vittorie, però la prestazione non c'è stata questa domenica. Ha fatto meglio il Caorle, noi avevamo parecchi giocatori fuori, chi li ha sostituiti non è stato al top, ne ha risentito tutta la squadra. Voltiamo pagina, prendiamo atto di quello che abbiamo sbagliato, cerchiamo di non ripeterlo e ci apprestiamo a lavorare per affrontare il Cavarzano, che sarà un'altra battaglia. Caorle, l'hai detto tu stesso, non è semplice poi da affrontare perché è un modo un po' particolare di porsi, quindi difficile. Sì, e poi è ben allenata. Guarda, se tu pensi che a un certo punto domenica fra prima e ultima c'erano 7 punti, è un campionato stranissimo, c'è un grande equilibrio, basta del Cadone che ferma San Donato, cioè, è un campionato davvero interessante. Sì, l'hai detto bene, è un campionato davvero interessante, strano per certe cose perché davanti magari ci si ferma, dietro si sale. Cavarzano che ha vinto sempre il ricorso, quindi rimane con i punti che aveva, quindi lo ha affrontato in un momento un po' particolare per loro, positivo. Certo, poi comunque hanno fatto un'ottima prestazione a Pieve, quindi sono in un buon momento, è una squadra solida, nel loro campo di casa è difficilissimo perché è un campo tipo questo, quindi è più una battaglia che una vera partita di calcio, quindi noi dovremo farci trovare pronti. L'abbiamo detto all'inizio quando siamo venuti a trovarti per le prime volte qui, è un campionato, come dicevi, strano ma livellato verso l'alto. Sì, direi di sì, anche perché ci sono tanti giocatori interessanti, anche giovani, ogni squadra ha una propria identità, quindi ogni partita è da prendere con le molle, va preparata, va studiata e l'equilibrio che regna nella testimonianza. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Viva e saluto a tutti, ciao.